Piazza Matteotti, tornata alla normalità, appare così, con lo svolgimento regolare del mercatino e il ripristino integrale della viabilità. Una situazione ben diversa a distanza di poche ore. Solo ieri sera la zona a ridosso del Palazzo del Territorio era stata improvvisamente evacuata e imposto un blocco tassativo al traffico per il rischio di cedimento di una parte del muro perimetrale dell'antico edificio a seguito degli interventi di riqualificazione. Si è riscontrato un anomalo distanziamento di alcuni elementi delle nuove capriate. L'elemento di base della capriata chiamata catena praticamente spingeva verso l'esterno, aveva creato un piccolo distaccamento ma di pochi millimetri, ma comunque anomalo rispetto al funzionamento di una capriata. Quindi per sicurezza abbiamo prima di tutto messo in sicurezza le persone, quindi evitando che nella zona potessero sostare nei palazzi degli uffici o nei negozi sottostanti o lungo la strada delle persone, per poi andare a valutare insieme agli ingegneri, strutturisti e vigili del fuoco alcuni interventi necessari a consolidare questo elemento della capriata. Mentre i fabbri producevano e installavano staffe metalliche di rinforzo alle capriate, l'edificio nella notte è stato monitorato costantemente anche con droni. Abbiamo fatto una rete topografica di base per inquadramento dell'edificio, abbiamo fatto un rilievo geometrico tridimensionale di appunto tutto l'edificio per capirne la verticalità dove vogliamo e abbiamo posizionato dei prismi di monitoraggio nella parete che dà su Leva degli Angeli e l'abbiamo monitorati per tutta la notte per capire appunto che non ci fossero spostamenti durante le attività di lavorazione e di consolidamento e questo insomma è stato verificato. Uno sforzo prolungato per pompieri, protezione civile, polizia locale e i tecnici comunali che hanno permesso di far rientrare l'emergenza. Il problema è stato risolto, ma ora è il momento delle verifiche e il completamento dei lavori. Il problema è risolto, ma continuano i lavori sia oggi che domani perché stiamo completando tutte le lavorazioni. Ci siamo concentrati ovviamente in una prima fase sulla messa in sicurezza perché l'obiettivo era riaprire la strada, consentire di riaprire alle attività economiche che insistono su Leva degli Angeli e Piazza Matteotti. Ora ci dedichiamo a tutte le lavorazioni ulteriori per definire e rifinire, diciamo così, le lavorazioni.